Ciao, sono tornato. Forse. Partiamo con calma, una cosa alla volta perché forse questo video neppure lo caricherò, non lo so perché lo sto registrando. Probabilmente starò per fare una delle cazzate più grandi che possa fare nella mia vita. Io sono partito da qui. Cioè, questa era la mia postazione. Almeno 2 anni e mezzo fa facevo video, mettevo il telefono su quella mensola, lo sfondo è rimasto uguale, forse saranno cambiate le maglie. Vi spiego, probabilmente qualcuno si ricorderà di me su questa piattaforma e lo confermerà qui sotto nei commenti. C'è qualcuno che mi sta conoscendo per la prima volta, quindi ciao, piacere, sono Giovanni. Chiamami Super Allan, chiamami come vuoi. Possono esserci diversi tipi di persone adesso davanti a me. Mi auguro che siano quelle giuste per poter ricominciare. Non so da dove partire col discorso. Come prima cosa, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Almeno così so che si dice. È vero, forse vi starò chiedendo troppo, però vi trovate che è sempre meglio chiedere questo che una cosa di soldi? Allora è da tempo che sto riflettendo su questa cosa e sono giunto a questa conclusione. Riapriamo un canale YouTube, ma e c'è una sfilza di cose che devo dirvi. La prima, quella più importante, è che io oggi, nel 2021, non voglio svoltare su YouTube. Io credo di aver capito un bel po' di roba in questi ultimi 2 anni e mezzo, 3 di web. YouTube è saturo, esiste veramente qualsiasi cosa su questo social, belle, tante cose belle. Quindi il mio obiettivo principale è avere un contenitore che possa contenere tutti quei contenuti, sembrano scioglilingua, cara, che sugli altri social andrebbero stretti. Mi spiego. Fare un vlog su Instagram è sprecato. Ok, qualcuno mi dirà c'è IGTV, non è la stessa cosa. Credo che mi serva proprio un contenitore che possa contenere delle esperienze belle che posso raccontarvi senza limiti di tempo. Vi faccio un esempio. Magari andrò a fare per la prima volta la mia prima trasferta per il Napoli. Mi è sempre piaciuto raccontare un viaggio, così come un'esperienza, in un video più lungo, insomma. Su Instagram sarei impossibilitato dal farlo. Farei 15 secondi, poi finisce lì. Io credo che ho le capacità di fare video un po' più lunghi per YouTube. Ma attenzione! Rispetto al mio esordio su YouTube, non vedrete contenuti del tipo post partita, pagelle, analisi, non vedrete video settimanali, giornalieri, potreste vedere il prossimo video anche fra un anno. Perché? Perché tra un anno magari ho una bella cosa da raccontarvi, ho un'esperienza che vale la pena raccontarvi, condividere con voi di più minuti. Voglio essere chiarissimo, quando parlo di post partita mi riferisco a quello immediatamente dopo la partita, quello che sono solito fare in macchina e su Instagram. Anche qui ci sono ancora delle riflessioni che sto facendo. Consigliatemi. La mia idea ad oggi è quella di lasciarli su Instagram, però non vi nascondo che una parte di me dice portiamoli in qualche modo su un'altra piattaforma, e quest'altra piattaforma potrebbe essere appunto YouTube. Per quale motivo? Ragazzi, mi sono reso conto che fare un tot di storie che vanno dalle 10 alle 15 dopo la partita mi riempie in una maniera esagerata il profilo. Vi sto praticamente raccontando tutto ciò che mi sta passando per la mente in questo periodo. Credo di essere sincero al 100% con voi. Quindi sono curioso, assolutamente curioso di sapere la vostra sui post partita. Li lasciamo su Instagram? Mettiamo su YouTube? In qualche altro modo? Fatemi sapere. Io spero di non essere stato contorto. Spero di essermi spiegato. Tra le cose che dovete sapere è che non mi interesserà fare numeri. Voglio fare dei contenuti di qualità e voglio portarvi delle esperienze di qualsiasi tipo. Chiaramente sarà un canale incentrato sul calcio, penso sia evidente la squadra anche sulla quale sarà incentrata, però non mancheranno esperienze calcistiche magari fatte anche insieme ad altri influencer, insieme ad altri ragazzi e ragazze del web che conosco. Prima vi ho chiesto l'iscrizione, quindi magari qualcuno di voi potrà dire ok, non ti interessano i numeri, però mi fai iscrivere. È chiaro che farò di tutto affinché questo canale possa in qualche modo arrivare alle persone. Da lì però a starci male perché in un video faccio 500 visualizzazioni o in un video faccio 2000 visualizzazioni rispetto allo standard che ho magari su altri social, non ci sto male. Ripeto, potreste vedere il prossimo video tra un anno, così come domani, così come tra un mese. Se non ne vedrete è perché non ho nulla di così tanto bello da condividere con voi. Spero di essere stato chiaro al 100%. Io vi chiedo, per i pochissimi che saranno arrivati fino a questo punto del video, di supportarmi e di lasciarmi dei commenti qui sotto all'interno dei quali mi scrivete quale tipo di contenuto voi vi aspettereste di vedere su questo canale. Scrivetemi qualsiasi tipo di contenuto, è chiaro. Io in precedenza vi ho detto che
voglio incentrare questo canale sulle esperienze, su dei contenuti belli da farvi vedere. Poi, qui lo dico e qui lo nego. In un futuro vediamo che il canale va abbastanza bene, allora possono cambiare delle cose. Magari in futuro potreste vedere un contenuto che ad oggi non faccio, però vi dico che il canale ad oggi è incentrato su contenuti che su altri social non posto, perché non ci sarebbe spazio, non gli si darebbe la giusta visibilità e il giusto valore a questi contenuti. E spoiler, solo per voi che siete arrivati fin qui, molto probabilmente mi arriverà la PS4. So che in parecchi che mi seguono avrebbero voluto vedere già da tanto tempo alle prese, no? Con questi videogiochi. Potrei fare uno strappo alla regola, insomma, in questo senso. Quindi scrivetemi sempre nei commenti quale tipo di contenuto vi piacerebbe vedere dal punto di vista di videogiochi. Ultima cosa importante, il mio desiderio è quello di investire anche in strumenti più consoni a fare video e quindi a raccontarvi di tutte le esperienze su questo canale. Cercherò in qualche modo di dotarmi di una fotocamera molto professionale. Questo è uno dei miei desideri da sempre, mi è sempre piaciuta, magari qualcuno esperto che me la consigliasse nei commenti. Penso di essere stato abbastanza chiaro, spero. Penso anche che vi ho rubato fin troppo tempo. Grazie a chi mi ha visto fino a questo momento. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Per adesso è tutto, alla prossima da Super Alan Shuffle Mini!